Gianni, allora questa Benedetta, è il caso di dirlo, lacrimuccia, è scappato o no alla fine? Sì, è scappata. È scappata, d'altra parte, da tanta gente che c'era in chiesa me l'ha provocata e loro lo sanno che in questi momenti un po' io cedo. E un bilancio di questi 80 anni, la sua esperienza sia umana che come sacerdote, insomma? No, come ho detto prima, così in chiesa, io mi ritengo una persona molto fortunata, non con molti meriti, ma con molta fortuna sì, perché ho incontrato delle grandi persone che mi hanno aiutato a essere quello che sono adesso. E tra le persone, come ho detto, ripeto sempre, metto per primo Paolo VI, dal quale dipende tutto, se no non ci sarei qua neanche a fare questa intervista. Poi ci metto Aldo Moro, che ho incontrato, una persona straordinaria, e l'ultimo, un carissimissimo amico, Giorgio Gaber. Va bene, grazie, la lascio alla festa, buona festa e buon compleanno. Grazie a te.